direttore. Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come sempre, sono le 12, staremo insieme fino alle 13:30, come sempre tanta la cronaca che vi diremo in questa nostra prima edizione, ma anche tanti collegamenti con le varie redazioni dalle diverse province. In primo piano però una notizia che arriva dalla provincia di Pordenone, da Zoppola. Ne avevamo parlato proprio domenica di una tragedia, di un gravissimo incidente stradale, ed ora la notizia che era ubriaco e drogato al volante l'automobilista trevigiano che appunto domenica ha causato lo schianto mortale a Zoppola, nel quale ha perso la vita un trentenne. Sentiamo. Non solo ha invaso la corsia opposta uccidendo una persona e ferendone altre due, una delle quali in modo gravissimo, guidava anche sotto l'effetto di alcol e droga. Questo è il responso sull'automobilista trevigiano di 45 anni, residente a Codognè, alla guida della Mercedes CLA 250 che si è andata a scontrare contro la Fiat Grande Punto condotta dal trentenne albanese Diorio Duca, morto nella notte di domenica 21 gennaio lungo la statale 13 Pontebana in località Ponte Meduna in comune di Zoppola. A rivelare gli sviluppi delle indagini l'avviso degli accertamenti non ripetibili con il quale il pubblico ministero della procura di Pordenone, il dottor Federico Baldo, ha disposto una consulenza tecnica cinematica per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, le sue cause e tutte le responsabilità del terribile incidente. Alle operazioni parteciperanno anche i consulenti tecnici dello studio 3A Valore SPA, ai quali si sono affidati i congiunti della vittima unitamente all'avvocato Laura Fagotto del Foro di Pordenone. All'indagato, a cui il sostituto procuratore non contesta soltanto il reato di omicidio stradale aggravato dall'aver anche procurato lesioni gravissime ad un'altra persona, come detto il cugino 25enne che Duca trasportava nella sua auto, ma anche le pesanti aggravanti della guida in stato di ebbrezza, 1,46 grammi per litro, il tasso di alcol nel sangue e l'alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti, nello specifico cocaina, oltre alle svariate violazioni al codice della strada. Nel frattempo i familiari di Diorco Duca e la comunità albanese si apprestano a dare l'ultimo saluto al loro caro. L'autorità giudiziaria ha dato il nulla osta alla sepoltura e all'espatrio. La salma è partita da Pordenone alla volta di Bari, dove poi in traghetto raggiungerà l'Albania e quindi Tirana per i funerali che, salvo imprevisti, saranno celebrati nella giornata di domani, venerdì 26 gennaio. Ed ancora incidenti, questa volta nel Padovano, 2 incidenti e 3 feriti sulle strade del Padovano, ieri pomeriggio a Terrassa, questa mattina a Villafranca. Ancora incidenti sulle strade del Padovano, dove nel giro di 12 ore sono rimaste ferite 3 persone. Erano le 18 di ieri quando in via Madonna Terrassa Padovana, nello scontro tra 2 auto, si è registrato il primo ferito, il conducente di uno dei 2 mezzi estratto dai vigili del fuoco intervenuti da Piove di Sacco. All'alba è toccato a via Campodoro a Villafranca Padovana. Intorno alle 7, nello scontro tra 2 auto, 2 persone sono rimaste ferite. Una di queste è stata trasportata in ospedale a Padova in gravi condizioni. Rimaniamo a Padova, un autobus di linea di Bus Italia partito da Monselice, diretto ad est, è finito fuori strada sbattendo contro il guardrail lungo la regionale 10 in via Zuccherificio, tra le ipotesi quella di un malore dell'autista. A bordo una trentina di studenti che stavano rientrando da scuola. L'autista del mezzo e una studentessa sono stati portati in pronto soccorso di Schiavonia, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. Pesanti ovviamente le ripercussioni sul traffico, tornato scorrevole dopo un'ora dopo che il mezzo è stato rimosso dalla carreggiata. Ed ora invece continuiamo a parlare di cronaca, ma lo facciamo a Breda di Piave. Parliamo di furti con la nostra Francesca Bozza, che vedo già nello schermo, e Alberto Pivetto. Francesca, buongiorno. Buongiorno Daniele, buongiorno ai telespettatori. Siamo insieme al signor Luigino Gionco che mi sta raccontando quello che è accaduto ieri sera. Lo fa con un misto di incredulità e ancora insomma di angoscia. È la moglie quella che in realtà si è trovata praticamente faccia a faccia con i malviventi. Erano circa le 8:10 di sera, quindi in una zona tra l'altro che noi abbiamo percorso residenziale, dove ci sono tante case una attaccata all'altra. Da dire che ogni abitazione ha tra 1 e 2
2 cani e sono stati proprio i cani a allarmare poi anche gli altri vicini che ci hanno raccontato di essersi poi resi conto di quello che è accaduto, anche perché c'è una chat dei residenti nella quale poi la notizia si è diffusa. Signor Luigino, ci racconti che cosa è accaduto ieri sera? Niente, sono arrivati questi, diciamo, 3 persone e mia moglie si è accorta perché era in bagno di sopra, ha sentito dei rumori, quando ha aperto la tapparella li ha sentiti ancora più forti sti rumori. È uscita in terrazzo e ha visto questi 2 personaggi che saltavano la ringhiera, saltavano nel campo, e poi ha visto che erano in 3 che scappavano. E niente, dietro è tutto buio, quindi nessuno li ha visti. Le hanno lanciato addosso anche qualcosa, vero? Sì, hanno lanciato un pezzo di terra che ha trovato lì per terra, gli hanno lanciato questo pezzo di terra, ma ormai erano già saltati giù. Come per farla desistere ad urlare, magari. Sì, probabilmente sì. Ecco, da far vedere, grazie ad Alberto Pivetta, l'altezza del terrazzo. Ci diceva il signor Luigino, probabilmente per salire hanno fatto il classico metodo con la mano, dandosi poi la spinta. Certamente sì, hanno alzato, uno faceva leva, l'altro l'ha alzato, si sono appesi sulla ringhiera e sono saliti. Poi hanno tentato con cacciavite o qualcosa di aprire la controfinestra, e quello è stato il momento che mia moglie ha sentito i rumori e ha aperto e sono scappati. Quindi sono entrati dal retro, hanno attraversato praticamente la casa per poi uscire in questo terrazzo qui, e ci diceva il signor Luigino, qui c'è un lampione che illumina bene la zona, però loro non si sono preoccupati nemmeno di questo. No, non si sono proprio preoccupati di nulla. E sicuramente aprivano anche questa saracinesca perché ripeto, non hanno più paura di niente, neanche se è in casa una persona. È questo che fa male. Oggi vi siete resi conto, anche sua moglie, del rischio che poteva correre? Sì, certo. A volte è meglio lasciar perdere che intervenire, quindi è andata bene, dai. Non è un bel vivere, però. No, non è un bel vivere perché sei sempre con l'alto là, che non ti puoi muovere la sera perché deve essere sempre chiuso. Vabbè, l'importante è che ringrazio i carabinieri che sono usciti subito. Purtroppo loro più di quello non possono fare, hanno cercato, dopo hanno girato tutto il giorno, tutta la sera hanno girato qua, ma non c'erano più. Grazie al signor Luigino, ancora scosso per quanto accaduto. Da dire che abbiamo ascoltato diversi vicini e ci dicono che è una zona particolarmente battuta negli ultimi tempi e c'è questa inquietudine. Da sottolineare che nelle ore scorse anche a Fontanelle una ragazzina di 16 anni era a casa, ha avvertito dei rumori, ha chiamato il padre che è arrivato nella stanza e anche lui, come la moglie del signor Luigino, ha visto questa figura scappare. C'è l'allarme che arriva in continuazione quotidianamente a furti in corso al presidente Christian Demma. Messaggi quotidiani ci raccontava di cittadini che segnalano furti andati a segno o tentati, e c'è chi addirittura vede la figura del malvivente fuori dalla finestra che osserva i movimenti dei padroni di casa presenti, proprio perché non c'è più nessuna remora ad entrare in azione anche se all'interno ci sono i padroni di casa. Sentiamo allora le parole di Christian Demma, presidente di Furti in Corso, e poi la linea può tornare allo studio. Non di più di ieri l'altro è venuta una signora da me nelle zone di Roncade, che era un fatto veramente inquietante, poverina, era molto scioccata, che ha trovato per puro caso un ladro che è rimasto per più di 10 minuti fuori dalla finestra a fissare dentro l'appartamento per aspettare che andassero a letto. Ovviamente anche loro avevano notato questa figura pensando che fosse fondamentalmente il figlio che era fuori a telefonare. Mancava il ladro civetta alla casistica della microcriminalità nella Marca. L'episodio si ricollega ad una serie di tentati furti accaduti nelle sere scorse tra Musestre, Vallio e Roncade. Tutti episodi raccontati da chi li ha subiti a Christian Demma perché li segnali nella pagina Facebook, ma che non hanno fatto scattare alcuna denuncia alle forze dell'ordine. La provincia di Treviso passa invece per una provincia dove la microcriminalità non esiste. Ma questo passa per che motivo? Perché purtroppo nessuno più fa denuncia. Basta pensare a quante persone anziane non possono fondamentalmente recarsi dai carabinieri o dalla polizia a fare denuncia per impossibilità tecnica, e quindi tutte
tutte quelle denunce sono già scomparse e poi vediamo che non ci sono furti, non ci sono truffe, non c'è nulla. Numeri che, sottolinea Dem, invece servirebbero a far arrivare rinforzi in questura o nelle stazioni dei carabinieri, con indubbi benefici sul fronte sicurezza. Ecco perché dopo questi ultimi fatti Demma lancia una proposta alle forze dell'ordine. La soluzione è inserire nel portale dell'Arma o della questura una parte dove posso precompilare una denuncia e quindi posso farmi aiutare dal nipote e via dicendo, e poi passa la pattuglia di competenza a chiudere e completare la denuncia stessa, in maniera che rimanga un passaggio di quello che è successo e non resti tutto vano né nulla. Ed ora torniamo invece a parlare dell'omicidio di Paderno del Grappa. Ricordiamo che lunedì arriveranno i RIS per fare gli accertamenti e questi sono momenti davvero cruciali per gli investigatori che stanno passando al settaccio ogni elemento per identificare il killer. Sentite dai carabinieri circa una ventina di persone e poi c'è il giallo dell'auto della vittima chiusa a chiave e le chiavi sparite. L'auto chiusa a chiave, all'interno tutto come Bleder Dedi aveva lasciato, il cellulare, il portafoglio, i soldi. Gli investigatori giunti sul posto hanno dovuto chiedere alla famiglia le chiavi di scorta per poter aprire la Mercedes. Ora si attendono gli accertamenti dei carabinieri del RIS per verificare se ci siano tracce o impronte. Dai primi rilievi non ci sarebbero all'interno della vettura macchie evidenti di sangue. Queste sono le ore salienti, quelle più importanti per riuscire a dare un nome ed un volto al killer. Sono oltre una ventina le persone sentite dai militari dell'Arma, far conoscenti familiari, amici e colleghi di lavoro. Ogni indizio può essere fondamentale, così come lo potranno essere le immagini di videosorveglianza della zona. L'aggressione brutale a Bleder Dedia può essere stata compiuta da una sola persona, a suggerirlo le ferite, tante da difesa sugli avambracci e sul palmo delle mani. Dedia ha tentato invano di schivare i colpi, tantissimi che lo raggiungevano in tutto il corpo. Un coltello, probabilmente con una lama lunga, arma che non è stata trovata ancora dai carabinieri. Il killer, dopo l'omicidio, è fuggito portandoselo via. Si scava nella vita della vittima per capire chi frequentava, con chi potesse avere un incontro quel sabato pomeriggio. Una zona dove è stato trovato il corpo, via dei Colli, nota per essere un'area appartata, lontana da occhi indiscreti e frequentata da coppie alla ricerca di un po' di intimità. Perché il 39enne è andato subito dopo il lavoro in quell'area boschiva, ma soprattutto con chi? L'ultima telefonata è stata fatta ad una familiare alle 16:15, poi silenzio, fino a domenica mattina, quando la moglie ha allertato le forze dell'ordine. L'uomo era già morto. A trovarlo un amico con il quale doveva andare a pescare proprio in quella giornata. Ed ora andiamo a Rosà nel Vicentino, ancora 2 attentati incendiari a 2 piazzole dello stesso proprietario, distrutto un locale di Rosà, mentre a Cassola in fiamme il portico esterno. Qualche giorno fa avevano tentato di dar fuoco alla pizzeria gestita da Giovanni Cutillo a Cassola. Questa volta si sono recati nel secondo locale di Cutillo, siamo a Rosà, alla Villa da Cuti, e vedete è andato completamente tutto distrutto dal fuoco. Tra l'altro i malviventi, le stesse persone che hanno colpito e hanno distrutto il locale di Rosà sono tornate nuovamente anche alla pizzeria di Cassola e hanno appiccato il fuoco anche lì. Fortunatamente soltanto l'esterno è stato bruciato, è stato distrutto dalle fiamme, mentre a Rosà tutto è andato completamente bruciato, tutto è andato completamente distrutto, e lo stesso titolare Giovanni Cutillo non esclude la matrice mafiosa. Chiaro il dolo, un'intimidazione, un avvertimento più che mai eloquente, perché dopo il tentativo di incendiare la pizzeria di via Papa Giovanni XXIII a Cassola martedì della scorsa settimana in piena notte, quando dopo aver sfondato una vetrata ed essere stati scoperti sono scappati abbandonando una tanica piena di benzina, alle 4:30 del 24 gennaio sono tornati a colpire il secondo locale gestito da Giovanni Cutillo, la pizzeria di via Mazzini a Rosà, riuscendo nel loro intento di distruzione. E non contenti, dicevamo, sono tornati alla pizzeria da Cuti di Cassola, dove le fiamme hanno danneggiato solo l'esterno del locale e parte degli infissi. A Rosà e Cassola massiccio l'intervento dei vigili del fuoco, compresi i tecnici del NIA, il nucleo investigativo antincendi del Veneto, per capire da dove sia partito il rogo, e dei carabinieri che hanno piantonato i 2 ristoranti dove si sono svolti i rilievi per cercare di risalire agli autori del gesto. Nessuna persona coinvolta, ma resta la paura dopo 2 simili attentati e si temono ulteriori ritorsioni.
Dunque questa è la cronaca di ieri, ora torniamo sulla notizia del doppio attentato incendiario alle pizzerie di Cassola e Rosà gestite appunto dallo stesso Giovanni Cutillo. Serrate le indagini dei carabinieri per identificare il responsabile. Buongiorno a tutti, siamo tornati a Rosà in via Mazzini, alle mie spalle la vedete, la pizzeria Villa d'Acuti, la pizzeria ristorante che è andata a fuoco nella notte tra martedì e mercoledì. Vedete c'è il nastro dei carabinieri che delimita l'area, è impossibile entrare perché sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma ma anche del NIA, il nucleo investigativo dei vigili del fuoco, per fare luce sull'incendio che ha praticamente distrutto il locale di proprietà della famiglia Cutillo. Indagini dei carabinieri che seguono la pista del dolo. Va detto che oltre a questo locale lo ricordiamo che si trova a Rosà e che la famiglia Cutillo gestiva da circa un mese, il fuoco è stato appiccato anche in un'altra pizzeria sempre gestita dalla famiglia Cutillo che si trova in via Papa Giovanni XXIII a Cassola. La stessa pizzeria che era stata presa di mira da sconosciuti circa una settimana fa, sconosciuti che avevano tentato di entrare sfondando la porta d'ingresso del locale e abbandonando all'esterno una tanica di benzina. In quel caso erano stati scoperti dalla proprietaria dell'immobile che vive sopra la pizzeria e quindi erano fuggiti. La notte tra martedì e mercoledì invece sono riusciti ad incendiare questo locale e ad incendiare anche il locale di Cassola, con le fiamme però che si sono limitate all'area esterna del locale. In questo caso invece il locale è praticamente distrutto. Con i nostri microfoni abbiamo avvicinato ieri anche il proprietario del locale Giovanni Cutillo ed è lui a parlare di mafia ed è lui a parlare appunto di attentato mafioso, negando però di aver ricevuto intimidazioni prima degli incendi della notte tra martedì e mercoledì. Come vi dicevo, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per far luce su quanto accaduto. Anche i vigili del fuoco sono al lavoro, episodi che naturalmente sono tutti da chiarire. Da Rosà è tutto, la linea torna allo studio. Ed il primo proprio a non escludere un attentato di stampo mafioso è il titolare delle pizzerie colpite nella notte. Sentiamo. Hanno distrutto tutto? Tutto, completamente. È tutto raso al suolo, bruciato tutto, non è rimasto nulla. Sono riusciti questa volta a fare il danno. Paura, rabbia, è stremato Giovanni Cutillo, titolare delle 2 pizzerie colpite nella notte dagli attentati incendiari. Ma viene da pensare a una ritorsione di stampo mafioso? Beh, a questo punto penso proprio di sì. Penso proprio che ci sia qualcosa, una mano così, non penso che non possa essere stampo mafioso. Anche perché hanno dato fuoco tutto il locale, quindi... Ha mai ricevuto intimidazioni, mai ricevuto qualche avvertimento anomalo? No, assolutamente, mai ricevuto minacce dirette o cose, mai. La prima volta siamo caduti proprio dal cielo perché non ci aspettavamo una cosa del genere. La mafia c'è anche qui in Veneto? A questo punto c'è da pensare che c'è anche qua. Qualcosina c'è perché sicuramente, non so, penso che uno si sveglia la mattina e dice vado a dar fuoco al ristorante da Cuti. A quella pizzeria. Quindi qualcosina c'è sicuramente. Ed ora andiamo a Vicenza, maxi blitz antidroga della Guardia di Finanza nella zona ovest della città, scoperto un bazar della droga. Ci colleghiamo, la vedo nello schermo Luisa Bertini con Simone Squarcina. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a te Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia del tenente della Guardia di Finanza Alessio Curione, proprio che ci parla del bilancio di questo blitz che ieri si è consumato nella zona ovest della città.
Sì, buongiorno. L'attività di ieri, coordinata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, in sinergia con la Polizia Locale di Vicenza, trae origine dalle direttive impartite dalla locale prefettura in materia di ordine e sicurezza pubblica. In particolare le attività di controllo che si sono concentrate nella zona centrale, in zona Viale Verona e Corso San Lazzaro del capoluogo berico, hanno condotto al sequestro di diverso quantitativo di sostanza stupefacente, nonché alla denuncia di un soggetto di origini nordafricane per il reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Peraltro lo stesso soggetto risultava essere destinatario di un provvedimento di divieto di dimora nel comune di Vicenza, che peraltro in questo caso risultava violato, e per questo è stato anche per questa ragione segnalato alla locale autorità giudiziaria. Nelle stesse occasioni un ulteriore soggetto è stato deferito a piede libero alla locale autorità giudiziaria per il reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, mentre un terzo soggetto è stato segnalato alla prefettura competente per il consumo di sostanze stupefacenti. Ecco, la situazione che avete trovato là era anche una situazione molto delicata, una specie di bazar della droga. Sicuramente le palazzine che sono state oggetto di controllo saranno ulteriormente approfondite anche da altri punti di vista, in quanto il numero di presenti all'interno degli appartamenti era superiore a quello indicato dagli atti. Poi cambiando argomento, voi avete portato avanti anche un'altra attività relativa a, diciamo, le conseguenze di Vicenza Oro, quindi oro e diamanti non denunciati alla dogana. Nell'ambito delle rassegne feristiche della Vicenza Oro, la Guardia di Finanza, in sinergia con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, assicura in ogni edizione l'impiego di equipaggi operativi che effettuano dei controlli doganali presso gli espositori della Vicenza Oro. In particolare uno dei controlli ha avuto esito irregolare, in quanto un espositore proveniente da Hong Kong aveva un numero di gioielli superiori a quello previsto dalla bolletta doganale e pertanto è stato effettuato un fermo doganale dei gioielli che non erano previsti da questa per un valore di circa 38.000 euro e un'evasione di diritti doganali per circa 10.000 euro. Ecco, io ringrazio il tenente Curione e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie davvero Luisa, grazie anche al tuo ospite. Noi ci spostiamo immediatamente, perché tanti sono i collegamenti, ci spostiamo nel Padovane ed esattamente a Cadoneghe, dove la vedo già nel nostro schermo la nostra Chiara Gaiani. Chiara, buongiorno. Daniela, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo a Cadoneghe con il presidente di CNA Padova e Rovigo in tutto questo dibattito che si sta creando dopo i 13 colpi di Fleximen, l'ultimo a Villa del Conte. Si inseriscono anche gli artigiani, che hanno raccolto dei dati su quanto incidono le multe da Velox nelle loro aziende. Pensate che solo per quanto riguarda la provincia di Padova nel 2022 si sono sfiorati 14 milioni di euro di multe da Velox, quindi la sicurezza stradale è importantissima. Ovviamente queste azioni voi le condannate, si tratta di atti illegali, ma sono il segnale di un forte disagio anche da parte di aziende come le vostre che su strada di fatto ci vivono. Certo, grazie. Sicuramente sono da condannare queste realtà che stanno venendo fuori, perché non è questo il modo di far giustizia o comunque di portare in emersione queste problematiche che tutti quanti i giorni stiamo vivendo purtroppo, perché noi artigiani e noi e specialmente la categoria di autotrasportatori che noi come associazione rappresentiamo siamo sempre bersagliati da attacchi continui di multe e di Velox nascoste da qualche parte, proprio per fare cassetto. Allora, se così è, non deve funzionare, perché l'autovelox deve essere installato proprio per cercare di ridurre i pericoli autostradali e per la sicurezza del cittadino. Far cassetto non va bene. Abbiamo visto proprio dall'indagine che circa Padova ha fatto circa nel 2022 quasi 14 milioni di euro e di incassi su queste multe qua. Beh, è una cifra molto importante, è una cifra che deve far riflettere, perché vuol dire che a fronte di 14 milioni di euro e con i mezzi che circolano sulle strade di Padova, vediamo che abbiamo a pro capite a cittadino circa 89 euro da pagare.
È quasi una tassa occulta questa, per cui ogni cittadino si trova a dover pagare 89 euro per far sì che il comune possa incassare quasi 14 milioni. Questo non va bene. Autovelox e altri sistemi servono e devono servire per la sicurezza per l'autostrada. Noi come associazione in categoria lo sappiamo bene, perché nel corso dei nostri anni abbiamo fatto anche delle campagne proprio rivolte alla sicurezza stradale, insieme con la Polizia di Stato, insieme con le altre associazioni in categoria, proprio per dare quei segnali importanti, specialmente nella strage dei ragazzi sabato sera, che è importantissimo che ci siano degli strumenti che servono proprio per evitare questi incidenti. Questo mi sembra che non sia il modo. Ecco, tra l'altro noi siamo a Cadoneghe, l'azienda del Presidente si trova a Cadoneghe e quest'estate sappiamo che i 2 Velox posizionati lungo la strada 307 del Santo hanno fatto 90.000 multe che sono state annullate. Poi c'è anche il problema davvero importante anche dei punti della patente. La sua azienda ne ha presi di multe lungo la strada del Santo? Purtroppo sì, come tante altre aziende che lavorano qui nella zona, che non erano state informate di queste attivazioni, di questi autovelox messi poi su punti che non servono sicuramente per la sicurezza del cittadino. Abbiamo preso anche noi le multe, abbiamo preso 10 multe, i miei collaboratori che lavorano in azienda hanno preso in totale l'azienda 10 multe e i miei collaboratori sono stati penalizzati perché sono visti decurtare 2 o 3 punti sulla patente. Se teniamo presente che, dicevo prima, 89 euro è la tassa o è comunque la cifra pro capite per persona, noi come azienda artigiana quegli 89 euro sono un moltiplicatore che abbiamo dovuto pagare circa 1.000 o 1.200 euro, 800 euro, 900 euro, per cui è un aggravio ancora di più e un danno molto importante per le nostre aziende artigiane. Ecco, sul piatto probabilmente ci deve essere il limite, cioè quale limite su cui posizionare questi autovelox, fare un ragionamento che tenga conto di tutto. Voi chiedete anche questo? Certo, noi vogliamo lavorare con le istituzioni e essere vicino e insieme con le istituzioni trovare quei punti dove servono proprio questi strumenti che siano dei dissuasori proprio per la velocità e per far sì che vengano meno incidenti stradali e che le strade siano più sicure. Per cui noi siamo molto disponibili come associazione in categoria a confrontarci sui tavoli dove poi si pensa di installare questi dispositivi e consigliare o valutare insieme se è la posizione corretta o meno. Questo lavoriamo veramente vicino all'istituzione. Quello che è successo finora mi sembra però che dia un segnale molto importante di disagio e porta proprio all'attenzione questa realtà qua. Autotrasportatori e artigiani che tutti quanti i giorni, come dicevo, lavoriamo per le strade, dobbiamo essere anche un po' più tranquilli e avere anche dalla parte delle istituzioni un rispetto maggiore. Allora noi ringraziamo Luca Montagnin, presidente di CNA Padova e Rovigo, ringrazio anche per la collaborazione tecnica Federico Cibotto. Da Cadoneghe è tutto, lì nello studio. Grazie davvero, grazie Chiara. Potenziamento dei controlli notturni sugli autovelox della provincia di Padova è caccia ovviamente aperta a Fleximan. Nel frattempo i vigili del campo Sampierese analizzano i varchi elettronici alla ricerca del misterioso giustiziere. Una traccia del suo passaggio. I vigili della Federazione del Campo Sampierese stanno passando a setaccio i varchi elettronici di ingresso ai 10 comuni che ne fanno parte, alla ricerca del misterioso giustiziere che nella notte tra lunedì e martedì ha segato il Velox posizionato lungo la strada provinciale brentana Villa del Conte. Qui Fleximan avrebbe usato un giratubi manuale. Su di lui 4 procure hanno un fascicolo aperto contro ignoti. Si indaga per danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e anche per furto aggravato, perché nell'ultimo blitz il misterioso giustiziere avrebbe fatto sparire il dispositivo elettronico all'interno. Dopo il 13° colpo, potenziati dispositivi di controllo sul territorio da parte delle forze dell'ordine. Per riuscire a individuarlo si valuta anche il posizionamento di fototrappole. Un Velox da 11 multe al giorno di media, quello segato lungo la provinciale brentana, che non sarà riattivato a breve. Questo è l'annuncio di Sara Gaiani, presidente della Federazione dei Comuni del Campo Sampierese, che continua a ribadire: la sicurezza di chi viaggia sulle nostre strade resta la cosa più importante. E sui Velox abbiamo raccolto anche i pareri di alcuni sindaci della provincia di Padova.
Io sono sicuramente contrario a attacchi di questo tipo perché insomma a tacer d'altro si tratta di reati, quindi non vanno fatti, sono contrario. Detto questo poi se non si è d'accordo sull'installazione di strutture ci sono tutti i mezzi democratici. Noi ci eravamo impegnati a fare le 2 rotatorie e a mettere un sistema di controllo di velocità. Poi è capitato un po' di tutto, io penso ci siano delle ragioni da valutare, lo faremo con tutti i sindaci. Una cosa è certa, quando uno passa a 157 km all'ora su una strada come questa e alla fine paga una multa e passa tutto, c'è qualcosa che non va. Dunque lasciamo la cronaca, parliamo anche di autonomia e lo facciamo con il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Lo vedo già, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i vostri telespettatori. Dunque, prima di parlare di autonomia mi verrebbe da chiedere insomma un po', sai, il dibattito che si sta adesso alzando sulla questione di Fleximan con insomma pro e contro, cittadini che ovviamente sono pro, però insomma un atto che comunque va condannato. Beh, certo, non è che si possono giustificare atti violenti che vanno contro le normative, contro la legge. Chi lo fa sbaglia, anche chi è timido su queste cose sbaglia, perché non è così che si induce tutti i nostri cittadini a rispettare le regole e le norme. Quindi ci sono, come giustamente avete ricordato, delle indagini aperte e mi auguro che al più presto queste indagini portino a un esito e che non ci sia nessuno che vuole strizzare l'occhio a comportamenti di questo genere. Naturalmente è tutto legittimo aprire un dibattito su tutto ciò che può riguardare la circolazione dei mezzi, le infrastrutture, le rotatorie, ciò che è necessario, ma questo prescinde dal rispetto delle regole e della legge in questo caso. Ecco, fra l'altro ricordiamo anche il danno, oltretutto materiale, che provocano comunque anche alle amministrazioni comunali, questo da dire, insomma. Eh sì, un danno economico, materiale, che poi pagano tutti i cittadini, perché poi le amministrazioni comunali devono reperire le risorse per fare gli interventi e questi interventi vengono pagati da tutti i cittadini con il sistema dell'imposizione locale. E diciamo che è un danno non di poco conto, di cui bisognerebbe tenere sempre in debita considerazione le conseguenze. Parliamo insomma del tema invece del giorno, che è quello dell'autonomia, una battaglia, senatore, che ora si sposta alla Camera. Eh sì, il Senato dopo 8 mesi di discussione, di approfondimenti e in commissione negli ultimi giorni in aula si è giunti a questo voto e io ritengo che l'approdo finale sia un approdo abbastanza modesto, che alla fine finisce per scontentare un po' tutti, anche chi come noi aveva sempre creduto e ha sempre creduto a un'autonomia di tipo cooperativo tra le regioni e lo Stato, e scontenta anche chi magari della Lega avevano pensato che questa fosse la terra promessa, che poi permettesse al Veneto di trattenersi soldi, di avere più potere, tutte cose che non avvengono con il disegno di legge che è stato approvato, che al momento è un autentico barattellum, come l'ho definito, cioè un baratto tra due forze politiche della stessa coalizione, tra autonomia differenziata e premierato. Vedremo fino a quando questo scambio politico durerà e, come lei ha giustamente detto, adesso inizia l'iter alla Camera, si ricomincia da capo perché non è una legge costituzionale e ci saranno tempi anche lì credo abbastanza lunghi e io non credo che verrà approvata prima delle elezioni europee, se verrà approvata. Ecco, c'è stato insomma un dibattito davvero infuocato anche all'interno del centrodestra su questo. Sì, perché oggettivamente hanno trovato questa intesa sul punto che le dicevo, però ci sono impostazioni molto diverse tra la Lega e Fratelli d'Italia e ci sono impostazioni molto diverse tra istanze politiche che vengono dal nord del paese e altre che vengono dal sud. Quindi in realtà si è prodotto una norma, un provvedimento che è una sorta di scatola vuota,
che dice che ci vogliono i LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni, cosa che abbiamo chiesto e ottenuto noi, che però questi per essere definiti devono avere anche i necessari finanziamenti. Questi finanziamenti non ci sono e quindi questa autonomia è inapplicabile. Ecco, il fatto che possa essere inapplicabile, oltre ad essere un danno per il tempo che abbiamo perso, per l'occasione mancata che rappresenta, ecco, paradossalmente è uno dei punti di tenuta all'interno del centrodestra. La Lega la propaganda come una cosa che si farà e Fratelli d'Italia dice no, non si farà perché tanto l'abbiamo provata ma le risorse non ci sono. È un bluff, diciamo un bluff di una certa portata. Ecco, lei prima dice... E lo ribadisco dal punto di vista di chi, come voi sapete, rubo altri 30 secondi, sull'autonomia ha detto cose fin dall'inizio, e cioè ha detto si può fare, ci vogliono i LEP, concentriamoci su alcune materie che servono al Veneto davvero, a partire dal lavoro, dalla formazione e dall'impresa, piuttosto che pensare che nel Veneto si possano realizzare 23 materie e tutto quello che chiede invece Zaia, che è una delle ragioni per cui non verrà applicata l'autonomia. Ecco, lei diceva appunto, adesso attendiamo cosa accadrà alla Camera se verrà approvata l'autonomia così come era stata, come è stata proposta. Che cosa si aspetta? Io penso alla Camera l'iter inizierà, non so se inizierà subito perché non conosco la Camera, però inizierà a febbraio, sicuramente inizierà. Però, come ho detto, ricomincia da capo, nel senso che non è una legge costituzionale sulle quali si interviene solo per gli aspetti che sono stati modificati, è una legge ordinaria che esamina di nuovo tutto l'articolato. Perché venga approvata anche alla Camera bisogna che non cambi nemmeno in una virgola, perché se cambia in una virgola ritorna al Senato. Che non cambi nemmeno in una virgola non lo scommetterei, e che non ci sia la volontà di poterla cambiare anche tra parte di forze della maggioranza mi pare verosimile. Che quindi venga approvata prima delle europee, faccio una previsione, è difficile, e sa perché? Perché secondo me Fratelli d'Italia non vuole concedere alla Lega la possibilità di sventolare questa bandiera con l'approvazione dell'autonomia prima delle elezioni europee. Ecco, mettiamo che venga approvata, facciamo un... Che cosa accadrà secondo lei con questo tipo di autonomia? Beh, cercavo di dirglielo prima, perché questa autonomia si possa realizzare devono essere definiti i LEP. Per definire i LEP sono previsti 2 anni. Una volta che sono definiti i LEP devono essere finanziati. La legge attuale, come ho detto anche nei miei interventi al Senato, non prevede finanziamenti, si fa con invarianza finanziaria e quindi il governo dovrà dire come le finanziamo questi LEP per tutte le regioni, anche quelle che non chiederanno l'autonomia, e dovrà trovare le risorse per farlo. Non potrà certo, mi auguro, fare ulteriore debito pubblico, mi auguro che non voglia tagliare la spesa sociale e quindi dovrà trovare le risorse che all'orizzonte non vedo. Una volta che dovessero essere trovate le risorse, che all'orizzonte non vedo e che secondo me è una delle ragioni per cui non si attuerà la legge, potrebbero iniziare i negoziati tra lo Stato e le regioni per decidere su quali materie si può fare l'autonomia differenziata. Noi abbiamo detto sempre che nel caso del Veneto era bene cominciare su 7 materie, quelle che dicevo prima, e non pensare che il Veneto possa esercitare l'autonomia sulla scuola, sulle grandi reti di comunicazione o sull'energia, cose che hanno una dimensione nazionale e sovranazionale. Senta, io vorrei anche trattare insomma i temi sanitari, perché sono quelli che poi più interessano ovviamente ai cittadini, una sanità insomma quella veneta, e che qualcuno dice insomma è cambiata negli ultimi tempi ed è cambiata non poco. Guardi, io partecipo a molte assemblee del PD, mi capita di incontrare anche molti elettori del Veneto che non sono del PD, di ricevere lettere, di anche qualche segnalazione, e purtroppo quello che
ho sempre ormai più presente è che anche in Veneto la sanità, che pure è una sanità buonissima, non è più in grado di organizzare i servizi ai cittadini. Cioè non si tratta di qualità dei medici, delle cure o degli infermieri, si tratta del fatto che molte persone non riescono a accedere a queste cure per l'organizzazione della sanità, per la mancanza di medici e di infermieri, per uno scivolamento verso il privato e per una centralizzazione che non ha favorito tutta la cosiddetta medicina territoriale, la prevenzione di carattere sociale. Questo significa che se un cittadino ha la possibilità di pagare, va nel privato, se non ha la possibilità di farlo si indebita, se non ha la possibilità nemmeno di indebitarsi, già una cosa negativa, è costretto a non curarsi, e questo non è accettabile perché viene meno un diritto costituzionale. Quindi dobbiamo fare ogni sforzo perché la sanità, che riguarda davvero tutti quanti noi, sia una priorità delle politiche pubbliche dello Stato e della Regione, e che non si proceda verso questa linea che vede il privato fare quello che il pubblico non riesce a fare, ma perché sul pubblico non si è investito a sufficienza. Ecco, questo era un po' un cavallo di battaglia del Partito Democratico, lo è sempre stato. Da parte invece del governo qualcuno dice, insomma, si pensa tanto all'autonomia, forse ci sono temi più importanti. Ma sì, guardi, perché in effetti poi il Veneto chiede tanta autonomia, però chiede i soldi per la sanità, giustamente, come deve avvenire, al finanziamento dello Stato. Allora, sui finanziamenti statali, l'abbiamo chiesto durante la legge di bilancio, siamo sotto la soglia. Siamo con finanziamenti che non riescono a coprire nuovi contratti, l'ingresso di nuovi medici, con un rapporto che è inferiore a tutti gli altri paesi europei. Tutte le regioni, anche quelle di centrodestra, avevano chiesto più risorse, queste risorse non ci sono, e per questo rischiamo di andare ad uno scadimento che, mettendo insieme scelte regionali e quelle nazionali, poi danneggia i cittadini. Bisognerebbe essere tutti convinti che la sanità è una priorità e quindi mettere le risorse necessarie, e invece quelle che hanno messo fanno fatica a coprire anche i soli contratti che devono essere rinnovati. E quindi è ovviamente il mio un giudizio negativo su questa scelta del governo e sulla mancanza di una sufficiente attenzione. Tra l'altro, senatore, in un momento che sta diventando sempre più difficile per i cittadini da un punto di vista proprio economico, lo sappiamo, insomma, una crisi che comincia a pesare ancora di più nelle tasche dei cittadini. Sì, perché tutti sappiamo che l'inflazione, l'aumento dei mutui, il caro carburante, le bollette di luce, gas, sono voci che incidono profondamente sulla vita dei cittadini. Se a questo ci aggiungiamo anche che per farsi curare molto spesso bisogna ricorrere al privato pagando, non c'è dubbio che ci troviamo di fronte anche in Veneto ad una situazione difficile. Questa dovrebbe essere la priorità. La priorità per tutte le forze politiche, cioè garantire azioni, scelte a livello regionale, a livello nazionale che possano mantenere la coesione, garantire una migliore distribuzione delle risorse nei confronti di tutti. C'è anche una sorta di esasperazione da parte della gente in questo momento. Sì, assolutamente, perché le persone da molti anni sono in difficoltà, perché noi abbiamo vissuto anni difficilissimi, crisi finanziaria, a partire dal 2008, la pandemia con tutto ciò che questa ha comportato, lo scoppio della guerra nel cuore dell'Europa, in Ucraina, per volontà della Russia, con una scelta fuori di ogni rispetto del diritto internazionale, quello che è successo in Medio Oriente, quello che sta succedendo sul Mar Rosso comporta delle conseguenze di carattere economico anche nella vita dei cittadini, e quindi la fatica aumenta di mese in mese
E per questo che bisogna aiutare, sostenere, bisogna aiutare i sindaci, avere le risorse per garantire certi servizi ai cittadini. È per questo che bisogna intervenire in campo sanitario, perché questo malessere non diventi, come lei ha detto, esasperazione. La ringrazio davvero, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a lei, grazie. Noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, parliamo di cronaca, ma lo facciamo insieme a uno psicoterapeuta anche per capire alcuni aspetti con Mirko Castellere. Buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito. Allora, partiamo da un aspetto. Nella Marca ci sono stati 8 delitti in un anno. Un'escalation di violenza che forse la Marca non era abituata a vedere, ce l'ha detto anche il capo della Procura di Treviso dicendo sono davvero tanti, è un fenomeno che preoccupa, si litiga ma non si litiga più in maniera normale, ma si utilizzano poi le armi, parliamo di omicidi ma poi anche un'escalation di femminicidi, l'abbiamo visto. Colpisce che la Marca marchi 8 omicidi identificando uno stile che non eravamo assolutamente abituati a vivere in questo territorio. Sembra esserci una crescita esponenziale dell'aggressività non solo all'interno dei nuclei familiari, dove in passato ne vedevamo la presenza, ma oggi sempre di più tra nuclei familiari e nella società stessa. Per stimoli che sembrano essere anche futili, cioè non esistono delle aggravanti così devastanti da giustificare in alcun modo un atto aggressivo e un omicidio. Però qui siamo in presenza veramente di motivazioni che spesso sono di carattere affettivo, sentimentale e che poi portano a una deriva importante di aggressività. Il 2023 ha marcato 8, io auspico che il 2024 non arrivi a quei valori. Anche se purtroppo abbiamo iniziato con un altro omicidio che ha fatto davvero preoccupare tutti. Abbiamo chiuso il 2023, l'abbiamo chiuso purtroppo, lo sapete, con il delitto, il femminicidio di Veronica Ballan e abbiamo riaperto quest'anno purtroppo con un altro omicidio. Quello di Dedia. Sì, quello che si nota ancora una volta, oltre al valore assoluto dei numeri, la qualità di questi numeri, perché 8 è un numero importante, ma se noi andiamo a guardare le tipologie di aggressività e di uccisioni in quegli 8 sono devastanti per questo territorio, ma per qualunque territorio a livello nazionale, e ancora una volta c'è l'assenza totale del rispetto dell'altro, in modo particolare della donna. Cosa però scaturisce tutta questa violenza? Perché poi lo abbiamo visto anche negli ultimi omicidi e femminicidi, perché non parliamo solo di femminicidi, ma un'aggressività grossa, pesante, con persone che vengono davvero colpite più volte. Io nella mia esperienza di pratica clinica ho identificato 3 macro aree osservandole dell'aggressività. La prima area è affettiva, relazionale, tradimento, rispetto, quindi c'è un tema di legame affettivo che poi porta a una deriva. I segnali però in quel caso lì ci sono e sono sempre molto evidenti e si può evitare, basta prenderne consapevolezza che 1 non si è strumento, 2 non si può essere salvezza totale nei confronti del compagno, quindi questa. L'altro aspetto è spesso la pressione che si ha in termini sociali, economici, finanziari delle volte, e questa fa perdere il controllo. Ad esempio nel caso delle separazioni esasperate tra le persone si creano delle problematiche economiche e di custodia dei figli, ad esempio, e questo portano a forme di aggressività importante. E poi quello che sto notando, strano, molto strano per questo territorio, una sorta di delitto di rispetto, d'onore. Anche recentemente il fenomeno, abbiamo visto dei casi in cui c'è il rispetto della relazione, che non è tipico del nord Italia. In altre parti d'Italia magari faceva parte di una determinata cultura storica. Qui invece sta crescendo, soprattutto nella presenza di una sorta di multietnicità sempre più in crescita in questo territorio, che ha linguaggi relazionali e sociali completamente diversi rispetto ai nostri. Quindi un aumento dei delitti proprio d'onore? Una sensazione che ci sia una sorta di aumento dei delitti d'onore.
Questo avviene in modo sottile in qualche modo, perché fa parte di una cerchia ristretta delle culture, di quelle culture che si stanno integrando all'interno della cultura italiana. Come evitare questo? Ci vuole un forte monitoraggio territoriale. Io devo sottolinearlo, tempo fa, qualche anno fa, con qualche precedente governo, sono state ridotte in modo significativo le caserme dei carabinieri nel territorio, sono state dimezzate quelle caserme dei carabinieri. A mio avviso è stato un errore immenso. Perché? Perché l'arma dei carabinieri nel territorio era la garanzia di essere in qualche modo un recettore dei fenomeni, delle informazioni. Il stesso numero di militari concentrati in un'area rispetto a un'altra non porta allo stesso flusso di informazioni. Ci vuole un luogo nel quale nella società si raccolgono queste informazioni. Loro lo stanno facendo, lo si vede anche in questi interventi, degli ottimi interventi con le risorse e le disponibilità che hanno. Però quella scelta che è stata fatta tanti anni or sono di ridurre la presenza territoriale, ho la sensazione che la stiamo pagando. E c'è un altro fenomeno che preoccupa non poco, anche se fortunatamente non tante persone, almeno qui nel nostro territorio, hanno insomma provato certe sfide, ma a Cimadolmo, e questo riguarda giovanissimi ragazzini dai 17 ai 18 anni, che imitando e guardando sui social tipo TikTok provano delle sfide, l'abbiamo visto, distendersi sulle rotaie, poi alzarsi prima che arriva il treno, lo stesso in mezzo alla strada, prima che arrivi l'auto, e adesso questa nuova moda, purtroppo l'incidente c'è stato domenica a Cimadolmo, di un ragazzo, anzi sabato sera è successo, di un ragazzo che insomma, ha imitato un surfista sul cofano della macchina in movimento, e purtroppo poi è caduto ed è stato investito dalla stessa macchina, si trova ricoverato in gravi condizioni. Un fenomeno questo, ragazzini, parliamo di 18 anni, in macchina ce n'erano anche di minorenni, che preoccupa questo davvero tantissimo. Diciamo che la sfida del limite è sempre stata una caratteristica della fase adolescenziale e questo è uno degli elementi distintivi di quell'età. Oggi l'aggravante è nel non senso della realtà. Che cosa sta succedendo? Questi ragazzi hanno la sensazione di non provare più limiti fisici. Perché? Perché li sperimentano in rete con una sorta di vita parallela. Questa è la forte variante rispetto al passato. Noi abbiamo casi in pratica clinica dove la sensazione è che siano totalmente dissociati dalla realtà. Quindi la sfida del limite rispetto alla propria esistenza è una caratteristica tipica della fase adolescenziale, rischiosa però tipica. Oggi l'aggravante sta nel fatto che non percepiscono la realtà. La morte stessa per gli adolescenti oggi è una fase di passaggio, sembra quasi non esista. Sfidare la morte gli dà la possibilità di ritornare in una fase successiva come lo vedono nei social. Non è così, la realtà è completamente diversa. Va detto a questi ragazzi che la realtà della vita è una realtà faticosa, non è una realtà nella quale ci si può accomodare. La vita è una sfida, certamente, ma non sul cofano di una macchina. Ecco, e chi la chiama bravata? Ma il termine bravata, allora, bisogna avere una certa accortezza con il linguaggio. Perché? Perché in quell'età lì c'è limitazione. La bravata, il termine bravata, che è frutto anche di un contesto antropologico, culturale nostro, veneto, ma sì, hanno fatto una bravata, cosa vuoi che sia, sono giovani, i CEI. No, signori, la bravata oggi rischia di diventare un non rispetto non solo di noi stessi, ma anche degli altri. Surfare sul cofano di una macchina, anche citarlo qui rischia di diventare imitativo, non ti dà la possibilità, se ti va male o che ti vada bene, ma se ti va male, di tornare in vita come lo fai in un PlayStation. Tu non torni in vita. Cioè, che sia chiaro, la vita reale è una vita che richiede impegno e sacrifici, nessuno dice il contrario, però è reale, non possiamo pensare che si possa dare la vita e cederla in questo modo. Prima poi di commentare anche un altro titolo, se dovesse lanciare un messaggio a questi ragazzi che insomma abbiamo visto più volte continuano a sfidare la sorte, davvero possiamo dirlo. Allora, questo è un messaggio che io mi sento di dare a questi ragazzi. La sorte, proprio perché è sorte, non dipende mai da voi e quindi non sfidatela, perché il più delle volte
rischiate di farvi quando va bene molto male, ma soprattutto fate male agli altri. Io capisco molto bene, la fase adolescenziale vi porta a negare tutto, andare contro i genitori, andare contro il sistema è costruttivo, il sistema è vincolante, il sistema non vi dà possibilità, però ricordatevi che la vita è vostra e se siete veramente anarchici rispetto ai genitori e ai figli, la migliore anarchia è proteggere la vostra vita. Perché la vostra vita è una sola. Io mi sento di dire questo. Un altro argomento che purtroppo abbiamo visto, Padova, questa mattina sul Mattino, ragazzina pestata da 2 coetanee a Padova, prima il pugno, poi il calcio in pieno viso. Fra l'altro ne avevamo parlato anche ieri nella zona di Montebelluna con una ragazza che è stata rincorsa e picchiata per motivi che non si conoscono e ci sono queste, davvero, possiamo chiamarle perché ci dicono di non chiamarle, ma sono davvero delle piccole baby gang, questa volta al femminile, cioè sono 3 ragazze. Allora, vediamo queste immagini che fanno davvero... Le possiamo anche commentare, se possiamo. Lì c'è un gruppo, non chiamiamola baby gang perché è inflazionato, perché non è opportuno, perché è imitativo. Lì c'è un gruppo che consolida e conferma l'atteggiamento aggressivo nei confronti di una compagna. Lì c'è una gerarchia già identificata, esiste qualcuno che comanda all'interno di quel gruppo, qualcuno che esegue e qualcuno che subisce. L'aggressività femminile, soprattutto nelle piccole, nelle bambine, quindi nel momento in cui si stanno costruendo la loro personalità, è aumentata in modo esponenziale. Io ho i casi di aggressività, non ce li ho tra gli adolescenti maschi, ma ce li ho tra gli adolescenti delle ragazze e la loro aggressività sembra evolversi. Una volta era un'aggressività sottile, verbale, nelle dinamiche tra le figure femminili, oggi invece è fisica ed è imitativa dell'aggressività maschile. Questo è preoccupante perché in una prospettiva di crescita di questi ragazzi probabilmente quelli che erano fenomeni impulsivi che vedevamo principalmente nel maschio potremmo vederlo anche nelle donne. Immaginatelo nei confronti dei figli. Sono immagini che fanno male perché cioè, vedere tanta violenza e di una persona, mi scusi, ma davvero sembra priva di umanità. E anche questo, non proiettiamo stereotipi perché abbiamo figure femminili dove sembrerebbe dovrebbero avere una sorta di umanità, di accoglienza. Non è più così, non è più così. Qui noi abbiamo un appiattimento della società, la società è diventata liquida, non possiamo dire che c'è uno stereotipo di comportamento verso una figura rispetto all'altra. Il tema è il rispetto dell'altro che è indipendente dalla questione di genere. E qui noi quello che vediamo è una persona che subisce e un gruppo che rinforza colei che aggredisce. E questo è il fenomeno interessante, perché fuori del gruppo io sono convinto che quella persona o quella ragazza che ha aggredito non aggredirebbe in assenza del gruppo. Ed è tipico, è il gruppo che rinforza l'atto aggressivo, perché nell'atto aggressivo in un gruppo tu non lo fai per aggredire quella persona, ma per dire nel gruppo che tu sei importante, che hai un ruolo, che hai un rispetto. Quindi i fenomeni sono di una complessità e in crescita. E lei ci diceva che è cresciuto il numero di ragazzine che vengono da lei per chiedere aiuto. Io era un fenomeno che mi stupiva 1 anno e mezzo fa, quasi 2 anni fa, e avevo notato questa crescita delle ragazzine, i genitori che mi portano, noto questo aumento di aggressività. Oggi il fenomeno è dilagante, questi sono degli eventi ma sono sempre più diffusi e il gruppo è spesso presente in modo diverso nei gruppi di ragazzine rispetto a quelli dei ragazzi. Cioè è più funzionale il gruppo per esprimere aggressività in presenza di ragazzine rispetto alla presenza del ragazzo singolo. Quante di queste ragazzine secondo lei chiedono aiuto? Lei diceva ne vengono spesso, che cosa dicono? Perché non chiedono, allora l'aiuto non viene mai chiesto dal minore, viene quasi sempre chiesto dal genitore. Ho visto rarissime figure, probabilmente stiamo parlando di 1 o 2 nella mia pratica clinica, che si sono presentate e hanno chiesto ai genitori di avere aiuto, perché ritengono di non avere aiuto. Infatti uno dei grandi problemi nella pratica clinica, nella terapia, è che non hanno la consapevolezza. Non capisco perché mia madre mi porti qui da lei, non vedo per quale motivo, che cosa ho fatto, ho aggredito una mia compagna, lei non mi ha rispettato, è andata a finire all'ospedale, ma in fin dei conti, assolutamente sì, c'è un atteggiamento giustificativo nei confronti delle loro azioni. Lo dicono, cioè non è che omettono
o non dicono o nascondono. No, in tranquillità loro raccontano che per loro quell'atto aggressivo, infatti se noi chiediamo a quelle ragazzine lì del video se ritengono di aver fatto una cosa non adeguata aggredendo quella persona, probabilmente affermano che in quel momento, con quell'atteggiamento, con la relazione e le reazioni con quel soggetto, con quella persona, andava benissimo comportarsi così. Che cosa si può fare a questo punto nei confronti di queste scene che, permetto di dirmi, sono davvero scioccanti, almeno il vederle? Cosa si può fare? Perché quando si dice devono intervenire le forze dell'ordine, no, perché sono ragazzine. Cosa si può fare allora di più? C'è un tema, adesso potrei usare una terminologia volatile, cioè non quantificabile, c'è un tema di educazione. L'educazione lo fa la società, la scuola, la famiglia, però c'è anche un altro tema, che è di responsabilità. Non è perché sono minori non hanno responsabilità, e le responsabilità sono solo dei genitori. Quindi all'interno della famiglia va chiarito il tema della responsabilità. Le istituzioni stanno già facendo un gran lavoro, ma non possono sostituire la famiglia. Quando un figlio ha un atto aggressivo verso un compagno, non è un problema del figlio. Non è che lui ha perso il controllo in quel momento e ha aggredito il suo compagno, perché l'apice di quell'aggressione matura in famiglia e nella relazione con il gruppo familiare rispetto al gruppo sociale. Quindi se lui ha aggredito, mi creda, deve aver già visto aggredire. Il processo è sempre imitativo in quell'età lì, non è individuale. Poi quando l'età si superano la fase adolescenziale è individuale, ma lì è imitativo. Quindi se in famiglia vede un'aggressione nei confronti del genitore, il genitore, è ovvio che il figlio nel momento in cui ha dei momenti di difficoltà esprime un modello replicante di quello che ha respirato in famiglia. Ma vai a spiegare a questo adolescente che magari l'allontanamento o l'atto aggressivo in quel momento non è lo stesso di quello che sta facendo. Non hanno questa capacità di distinzione. Quindi evitare forme aggressive di qualsiasi genere, anche se nella cultura antropologica locale il richiamo con una certa aggressività verbale è una cosa comune. No, perché l'adolescente non lo distingue poi e lo esprime fisicamente. Io ringrazio davvero Mirko Castellari per essere stato con noi. Io ho visto sullo schermo, non so se ce lo abbiamo ancora, prima poi di andare in pubblicità e salutare Mirko, ho visto Lucio Zanato che si trova a Cison di Valmarino per una storia tutta particolare. Ce la facciamo raccontare proprio da Lucio. Lucio, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Mi trovo a Rolle, quindi diciamo così una delle borgate bellissime di questo territorio, e mi trovo con una coppia davvero eccezionale, Catherine e Edoardo. Loro, tanto per raccontarvi, diciamo sono sostanzialmente degli immigrati di ritorno per lui, invece lei è proprio un'immigrata in tutti i sensi perché è di Miami, cioè americana, e loro due hanno deciso di venire qui, di tornare qui, nel caso di Edoardo, per amore di questo territorio, di questa terra, e anche ovviamente per tornare a fare agricoltura. Allora, Edoardo, cominciamo con te. Sì. Tu facevi il broker a Miami, facevi una barca di soldi, giravi col Porsche arancione, voglio dire, ma chi te l'ha fatto fare? È l'amore che ho sempre avuto per questo territorio, per questa proprietà. Venivamo da bambini a passare le Pasque, i Natali, e mi è rimasto dentro. E quando mia moglie l'ha vista nel 2014, dopo il nostro matrimonio, anche lei è nata questo grande senso d'amore per la proprietà. E pertanto abbiamo deciso di chiudere gli occhi, di ascoltare la pancia e il cuore e di fare questa esperienza qua in Italia. Ecco, però Daniela, devo dirti che il vero racconto, la vera anima di questa decisione, lei è Catherine, lei è proprio di Miami, e tutto nasce da un ultimo dell'anno, pensa, del 2020, quando decide di fare un cocktail a base di prosecco, giusto? Sì, giusto. Ho letto della zona e in questo momento per la ricetta del prosecco
io ho sentito un momento che la famiglia non deve vendere questa proprietà bellissima, che noi la dobbiamo acquistare e fare il sogno del Prosecco. E poi ho detto a Edoardo, perché non compriamo questa casa? Non dobbiamo lasciare questa casa. E poi il resto È una cosa da film, devo dirti, perché lei stava preparando questo cocktail a casa per stare con gli amici, lui stava in ufficio, ha mollato tutto, è andato in ufficio e gli ha detto appunto dobbiamo fare Prosecco. Sì. Let's go and do Prosecco. E allora io ho avuto proprio questa reazione di pancia, ho cominciato a tremare e ho detto sì, facciamolo. 2 ore dopo ero già che parlavo con gli amici durante la festa di Capodanno che io e Catherine avremmo venduto casa e avremmo appunto fatto questo passo enorme e venire a investire qua in Italia per questa proprietà. E tutto quanto è successo. Tutto quanto diciamo siamo proprio fatto dal destino, perché tutte le cose sono andate come devono andare. Ecco, però diciamo adesso andiamo però sul concreto. Sì. Qui ha intenzione di fare produzione di Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco superiore di OCG, o no? Assolutamente, il di OCG. Però quanto? 100%? Cioè tutti i vitigni? Sì, tutti i vitigni saranno probabilmente Glera di denominazione. Non abbiamo tutte le denominazioni ancora, però quelle storiche ci sono. Questa è una parte. La seconda parte, che a me sta molto a cuore, anche a mia moglie, è proprio quella di sfruttare questa struttura a livello ricettivo e di essere, diciamo, tra virgolette, gli ambasciatori del territorio per l'America. Ecco, questa è un'altra cosa importante, Daniela, perché loro mi dicevano, e lo racconteremo nella puntata di agricoltura, che gli americani amano tantissimo il Prosecco, però non lo conoscono poco niente. Sì, corretto. È stata un'esplosione negli ultimi 20 anni. L'americano ha scoperto il Prosecco e piace tantissimo, è visto come un vino da festa, da ritrovo per giovani, e ovviamente però devono ancora conoscere ancora meglio il DOCG e specialmente il territorio. E diciamo che questo è il business vero e proprio. Allora, adesso noi a questo punto ti ridiamo la linea, racconteremo questa cosa per Agricoltura Veneta insieme a un'altra storia che è legata proprio all'immigrazione, perché la notizia che ti do e che do ai nostri telespettatori è che il più 28% di imprenditori nel mondo dell'agricoltura arriva proprio dal mondo dell'immigrazione, quindi agricoltura come possibilità di integrazione per quanto riguarda la nostra società. A te, Daniela. Grazie davvero Lucio, grazie anche ai tuoi ospiti. Io prima di andare in pubblicità saluto e ringrazio Mirko Castellai per essere stato con noi, ci sarà anche ancora modo di parlare di questo. Grazie davvero. Grazie. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati in studio, vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto, Sergio Povegliano. Intanto buongiorno. Buongiorno a lei. Con il quale parleremo fra pochissimi minuti. Prima ci colleghiamo con Venezia, che onora la memoria delle vittime dello Shoah. Ce ne parla subito il nostro Filippo Fois, che lo vedo sullo schermo. Buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Noi siamo in compagnia di Dario Calimani, il presidente della comunità ebraica di Venezia, che ringraziamo. Ci troviamo nella sede della prefettura di Venezia, dove stamattina è stata una giornata con varie iniziative proprio legate al giorno della memoria. Nello specifico è stata inaugurata, la intravedete alle nostre spalle, una mostra che ripercorre quei drammatici anni che vanno dalle leggi razziali del 1938 poi alla liberazione del 1945. Calimani, dobbiamo dire che ci avviciniamo alla giornata della memoria in un clima un po' diverso rispetto agli altri anni. C'è una situazione internazionale, vale a dire il conflitto a Gaza, che ha un po' esacerbato gli animi. C'è preoccupazione nel ghetto tra la comunità ebraica di Venezia per la piega che stanno prendendo questi avvenimenti? La preoccupazione per ciò che sta avvenendo fra Israele e Gaza e Palestina è sicuramente una preoccupazione generale che non riguarda solo l'esistenza di Israele, riguarda anche i dolori di chi sta soffrendo sotto le bombe, di qualsiasi parte siano. Non dimentico il 7 ottobre, che è stata una carneficina immonda. La preoccupazione è anche, in particolare in riferimento alla giornata della Shoah, della memoria,
che la giornata della memoria venga soffocata, annacquata da quello che la storia presente ci sta drammaticamente, tragicamente presentando, che non è giusto, perché sembra che si voglia compensare una cosa con l'altra, tant'è vero che passano i messaggi: voi siete state le vittime allora e adesso siete i carnefici. No, non funziona così, i mali si sommano, le carneficine si sommano, non si annullano l'una con l'altra. Questa ondata di antisemitismo che sta attraversando diverse nazioni, forse l'Italia in maniera un po' minore, vi preoccupa? Cioè temete per esempio il ghetto di Venezia, che è stato il primo in assoluto, possa essere oggetto, diciamo, di attenzioni, uso un eufemismo da parte di qualcuno? Non lo temiamo noi, lo temono le forze dell'ordine che hanno il polso della situazione. Ciò che sta succedendo in Europa e nel mondo, anche in America, è di una gravità eccezionale. Forse i media, i nostri mezzi di comunicazione non ne danno l'immagine reale, ma è gravissimo. L'antisemitismo è quintuplicato in alcuni paesi, atti violenti materiali si stanno verificando. Siamo preoccupati. In Italia per ora la consideriamo un'isola felice, però non so per quanto sarà un'isola felice. La cultura che si sta espandendo di governo israeliano uguale Israele, Israele uguale ebrei, di tutto il mondo, è terribile, non è solo ignoranza, è un pregiudizio che aspettava soltanto di rinnovarsi per diventare odio una volta di più. Siamo decisamente preoccupati. Venezia è la città che ha il maggior numero di pietre d'inciampo dopo Roma. Le pietre d'inciampo sono quelle pietre che vengono deposte di fronte alle abitazioni di persone che sono state deportate e poi assassinate nei campi di sterminio. C'è molto ricordo a Venezia, però a volte anche ci sono dei modi in cui si ricordano le cose non completamente, lei diceva. La memoria non è soltanto una targa o un monumento o una pietra d'inciampo, che sono importantissime. La memoria è assunzione di responsabilità, è assunzione di una storia che è stata storia del paese, che noi in Italia non abbiamo assunto. L'hanno fatto di più in Germania, che sono decisamente molto più colpevoli dell'Italia sul piano storico, però in Germania c'è stata un'elaborazione delle colpe, in Italia non c'è stata, siamo tutti vittime, siamo tutti bravi italiani e non è assolutamente vero. A parte di questo, noi ricordiamo solo le vittime, ma non ricordiamo i carnefici. A parte di questo, e poi restituiamo la linea, una piccola polemica che sta consumando con l'ospedale civile. Sì, in ospedale civile nel 1945 hanno fatto una targa al presidente Iona, che si suicidò, presidente della comunità ebraica di Venezia di allora, per non consegnare ai nazifascisti la lista degli iscritti alla comunità, e la targa non spiega nulla, non spiega che il presidente Iona era presidente della comunità, che era ebreo, che si suicidò, perché si suicidò, chi lo fece suicidare. Cioè è una targa inefficace e anche falsa nel suo silenzio. A cui bisognerebbe porre rimedio. Ci penserà l'ospedale civile se ne sentiranno la necessità o il desiderio. Grazie a Dario Calimani, presidente della comunità ebraica di Venezia. Daniela, la linea torna allo studio. Grazie a voi. Grazie davvero Filippo. Noi andiamo subito dal nostro Sergio Povegliano per parlare di un'altra questione che è cara a tutti e che è il settore immobiliare. Un settore, Sergio, che è da lungo tempo che è in crisi. Diciamo di sì. La crisi del settore è dovuta a una situazione non delle migliori, in quanto negli ultimi anni abbiamo dovuto prima attraversare il Covid, poi aumento delle materie prime, per ultimo l'aumento dei tassi bancari sui mutui. Pertanto sono passati dal tasso all'1% al 4% a tasso fisso, mutui ventennali, poi il tasso all'1 variabile, siamo passati al 5% oggi su mutui ventennali. Pertanto nelle richieste degli immobili, soprattutto dei giovani, sono diminuiti, in quanto affrontare i mutui diventa difficoltoso, senza contare della diminuzione del bonus da 100 ai 10, siamo passati a 70, per ristrutturare dei condomini compreso cappotto, poi case singole e abbinate con ristrutturazione completa viene pari al 65%. Sergio, si vede un po' di luce proprio verso, c'è un tunnel in cui la crisi immobiliare è entrata, guarda, si vede un po' di luce adesso? Guardi, parlando anche a Milano, perché ho delle trattative anche a Milano, sentivo e mi dicono che dobbiamo aspettare il 2025.
Quindi insomma si sta muovendo ma molto lentamente. Molto lentamente, molto lentamente. Però si intravede un po' di luce. Si intravede un po' di luce. Quindi insomma stanno abbassando un po' i mutui, pertanto, dai, qualcosina. Ecco, qualcosina. Abbiamo parlato un po' di quali sono i fattori di crisi e qual è il futuro del settore immobiliare. A Treviso Centro, com'è la situazione? Ma a Treviso Centro, anche a Treviso Centro c'è un po' di calo nelle vendite, diciamo, è diminuita un po' la vendita. Però c'è la domanda d'acquisto. C'è richiesta perché Treviso è bella, non posso dirlo, è bellissima, pertanto la gente la cerca. Abbiamo ristrutturato molto, per esempio abbiamo ancora punti come dove c'è la Camera di Commercio, Piazza Borsa, ancora da metterci le mani a riqualificare un po' quella zona lì, perché siamo piuttosto bassi come riqualificazione lì sul posto. Però c'è la richiesta. Ad esempio l'acquirente cosa cerca di più? La città? Cerca di più magari la periferia? Ma diciamo che sulla prima fascia cercano il nuovo. Prima fascia fuori mura cercano il nuovo, che abbiamo costi abbastanza elevati anche sul nuovo, però la costruzione ha tutti i carismi, tutti termovoltaici, pannelli solari, c'è tutto sull'immobile, pertanto preferiscono magari il nuovo al vecchio, fuori. In centro invece va bene anche il vecchio perché centro è bello. C'è da acquistare anche in centro oppure... Sì, c'è sempre qualcosa da fare. Adesso che abbiamo ristrutturato quasi tutte le facciate è venuto bello il centro. Cosa si può acquistare? Ci sono degli immobili, ad esempio, nella zona del centro che magari qualche... Io per esempio un palazzetto due palazzetti, uno sulle zone più belle di Treviso in centro, proprio zona Piazza San Leonardo, per dirle, bellissimo. Che è il cuore di Treviso. Ne ho in Città Giardino, palazzetti belli, veramente belli, che fanno gola, diciamo. Ecco. Gola. E c'è chi si lamentava perché diceva è vero, la crisi immobiliare insomma c'è, però c'è anche un aumento del costo, soprattutto delle abitazioni del nuovo. Sì, il nuovo costa purtroppo, ma d'altronde anche il terreno, anche quello che vai a comprare. Intanto stanno mancando i terreni edificabili. Cominciano a mancare? Sì. Perché si è costruito, è anche troppo? Sì, abbiamo costruito, adesso ce ne sono sempre meno, con costi naturalmente, perché ci vogliono anche i tempi per approvare i progetti, per tutte queste cose qua. Tra l'altro fra poco cambia anche la direttiva sui riscaldamenti, per cui... Esatto. Anche ci sono le abitazioni che devono risistemare, rinnovare. Beh, certo, no, vengono fatti bei lavori. Ecco, cosa si può fare adesso di più per questo settore che è sempre stato in crisi? Insomma, anche perché l'abbiamo visto una crisi... No, sempre stato in crisi, no. No, però nell'ultimo periodo, diciamo sì, gli ultimi dal 2-3 Covid, anni. esatto, dal Covid. 2-3 anni abbiamo sofferto un po' gli ultimi 2-3 anni. Ma adesso la gente sa, anche gli investitori adesso cercano appartamentini anche in città, a pochi soldi da ristrutturare e affittano. Questa è una cosa importante, perché se comprano, ristrutturano e affittano, perché noi abbiamo immobili in affitto, pochissimi. Più acquistano più che la gente, più acquista più che affittare? Sì, più acquista più che affittare, acquistano piuttosto. È aumentato rispetto al passato? Prima si affittava di più? Sì, si affittava di più, adesso invece no. Ma d'altronde, sai, quando c'erano i mutui all'1% a tasso fisso, compravano l'appartamento invece di andare in affitto. Certo. Allora, su un ventennale pagano 450 euro al mese e se andavano in affitto pagano 550. È meglio pagare 450 e avere l'appartamento tuo. Certo. È una cosa importante questa. Ecco, la notizia che invece insomma non ci aspettavamo è che stanno diminuendo i terreni edificabili, che è una Treviso che siamo abituati a... Ma ce ne sono, perché è stato edificato parecchio. Nell'ultimo periodo sì. Questo. Case che sono andate poi vendute. Case, hanno acquistato magari la casa vecchia, hanno costruito 4 appartamenti a posto della casa vecchia, sai, tutte queste cose qua. Quindi, insomma, si è edificato, però insomma il mercato è un mercato che si muove, perché comunque gli acquirenti ci sono. A Treviso, sai, sono tanti anni che sono qua in città, pertanto... L'ha vista cambiare? Sì. L'ho vista crescere e cambiare. In meglio? In meglio, direi in meglio,
perché oggi anche le ristrutturazioni le fanno molto bene, bravi, con isolamenti, con tutto, bravi. Ecco, se qualcuno dice ma forse però se si edifica tanto magari c'è meno verde, in realtà Treviso è una città verde, questo si può dirlo. Sì. Perché magari la gente si preoccupa, dice troppe costruzioni e magari meno verde, in realtà Treviso comunque rimane una città verde. Sì, resta sempre verde. È da riprendere in mano i pezzi che ancora abbiamo, prendiamo il consorzio agrario che ancora in quelle condizioni e sarebbe il biglietto di visita della nostra città. Entriamo dal castello, ci troviamo quella cosa lì, bisogna prendere e muoversi su questa cosa qua perché non è bello vedere. E ci sono altri punti così che bisogna mettere a posto, perché manca ben poco ormai per mettere a posto la città. Ecco, come agenzie immobiliari sono tante, com'è la situazione? Qualcuno dice siamo sempre più in crisi, si vende meno. Una volta avevamo i mediatori. La piazza dei Signori al martedì e al sabato era piena di mediatori. Oggi non ci sono più e i ragazzi che studiano, crescono, fanno questo esame, aprono questi uffici, queste agenzie, però non basta il tesserino, ci vuole l'esperienza, perché se prima ho fatto l'imprenditore e poi l'agente immobiliare, come ho detto già qualche volta, è importante questo, sapere cos'è il mattone. Ecco, e lei si diceva pochi giovani abbracciano questo tipo di attività? No. Oppure ce ne sono che si avvicinano? Ce ne sono adesso, ce ne sono, ma devono fare esperienza. Perché non è facile, è un settore comunque difficile, che si muove... No, non è facile, è una cosa, ci vuole tempo per queste cose, e imparare, esperienza, perché non si può dire, sa, lei pensi bene che su 100 parole se ne sbagli una si ricordano quella. Vabbè, questo purtroppo sempre in tutti i settori però. Esatto, allora non bisogna sbagliare. Ormai l'esperienza mi porta a questo. Ho fatto tutte le mie cose qua in città e sono soddisfatto di quello che ho fatto. Ecco, se dovesse dare lanciare un appello ai giovani, dare un consiglio ai giovani che vogliono invece avvicinarsi a questo tipo di esperienza, a questo lavoro, che cosa potrebbe dire ai giovani? Perché magari qualcuno dice sì, ma è un settore difficile. Bisogna imparare prima, fare l'apprendista prima, signora, e andare avanti, fare l'apprendista e imparare. Poi si diventa operaio, prima apprendista, perché i giovani vogliono tutto subito. No, il nostro è un lavoro, come le dicevo, delicato anche perché la gente investe soldi. Ecco, un'altra curiosità, Sergio, che magari anche molti telespettatori vorrebbero sapere. Adesso la gente chiede più l'acquisto di un appartamento o l'acquisto di una casetta con il giardino, perché prima c'era tanto l'idea insomma di avere un piccolo giardino, di avere una casetta, adesso è cambiato questo tipo di... Ecco, nella prima periferia cercano di vendere la villa per comprare l'appartamento qua in centro, perché se lei guarda anche davanti a San Camillo su quelle zone è stato venduto tutto e hanno venduto la villa fuori. Quindi cercano qualcosa di più piccolo e di più in città rispetto... Piano unico, non vogliono più giardino. Adesso è andata bene perché col Covid tutti volevano il giardino. Adesso è sparito quello e non vogliono più il giardino. Purtroppo è così. La gente cerca qualcosa di più piccolo adesso, anche in questo senso è cambiato molto. Sì, ma quello della villa certo che cerca un attico, perché non può andare da una villa magari 300-400 metri per andare su 100 metri. È chiaro che vuole 200 metri, 250, hai capito? Che sono quelli che vanno, ma si vendono maggiormente, diciamo. Sì, no, ma in centro vendiamo sempre tutto, Vendiamo sempre tutto. Piano piano, ma si vende. Insomma, la notizia importante è che comunque è un settore in movimento che, insomma, una ripresa nel 2025, lei diceva. Così mi danno, le notizie mi danno il 2025, ci muoviamo ancora. Già adesso parlano di diminuire un po' il mutuo come costi, è una cosa importante. Perché abbiamo fatto un bel salto, perché dall'1% passare al 5% è un bel salto. Sì. I ragazzi si fermano e non ci arrivano, perché quelli sono i stipendi. Soprattutto le giovani coppie. Esatto. Così. Siamo arrivati quasi al termine, vedo che mi lampeggiano la pubblicità, quindi devo salutare. Mi ha fatto piacere fare questa chiacchierata con lei. Io la ringrazio perché insomma è importante anche capire come si sta muovendo il settore immobiliare, che è un settore che ovviamente è il più vicino anche ai cittadini, soprattutto alle giovani coppie che vogliono acquistare, ma non solo.
Io ringrazio davvero Grazie Sergio a lei. per essere stato con noi. Grazie a lei, gentilissima. Grazie. Grazie. Grazie ai telespettatori, ringrazio anche i registi Alessandro Granziera e Mattia Pizzaia che ci hanno seguito fin qua. A me non rimane che salutarvi, il meteo e poi il nostro film. Grazie, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Anticiclone in rinforzo, si prospetta una giornata di tempo stabile, ma vediamo insieme il dettaglio di giovedì 25 gennaio. Sul Veneto alta pressione è sinonimo di nebbie, saranno anche piuttosto fitte nel corso della mattinata. Cielo in genere poco nuvoloso ovunque, sui monti maggiori rasserenamenti. Temperature stazionarie tutto sommato miti, minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime tra 5 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche in questo caso sarà possibile la formazione di nebbie tra notte e mattino, a seguire nuvolosità variabile ma con ampie schiarite come ci mostra la grafica. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime sui 9-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con temporanei annuvolamenti, specie al mattino. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime sui 13-15 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.